Caccia al presunto pirata della strada che ieri pomeriggio avrebbe causato l'incidente nel quale è rimasto gravemente ferito un ciclista di 72 anni. L'uomo è stato visto a terra in via Piave a Castelfranco a fianco della bici da corsa sulla quale stava pedalando in direzione Treville. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della polizia locale, ai quali l'uomo è riuscito a dire, prima di perdere conoscenza: «È stata un'auto, mi ha colpito da dietro». Subito è scattato l'allarme, il 72enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso. È quindi scattata la caccia al pirata. La polizia locale conduce le indagini e sta passando al vaglio tutti gli elementi che possano in qualche modo confermare la versione del 72enne fornita in quelle poche parole prima di svenire. La zona dove è avvenuto l'incidente purtroppo non è sorvegliata dalle telecamere e non ci sono testimoni. Non è escluso che la vettura abbia urtato il ciclista magari con lo specchietto retrovisore e che il conducente non si sia reso conto della rovinosa caduta dell'uomo. Le indagini proseguono a ritmo serrato anche attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza private. Il 72enne è ricoverato all'ospedale di Treviso. Fortunatamente le sue condizioni nelle ultime ore sono migliorate. Ha riportato varie lesioni, ma non è in pericolo di vita.